Belli sti traversini. Arrivare lassù. Eccoci, cima Monte Zermula. Buongiorno, bentornati. La meta di oggi è il Monte Zermula per la ferrata Amici dello Zermula si chiama. Marti di qua, almeno io vedo lì il segno. Ci stavamo perdendo prima di partire. Abbiamo un'ora di avvicinamento. Oggi è freschetto, era -1, c'è anche neve, più o meno. Siccome la ferrata è a nord, vediamo cosa troviamo. Sicuramente toccherà mettere i ramponi. Ecco, non so se lo vedete, ma lassù dietro lì c'è lo Zermula. Adesso abbiamo questo traverso che è più o meno dritto. Questo fiatone, non hai fatto neanche 100 metri. Martina, stai in silenzio. Vai via. No. Allora, la ferrata dello Zermula è secondo me, una delle più facili, quindi se volete iniziare a fare ferrate andate a fare un corso con il CAI, che è meglio. Sì, a parte gli scherzi, sarebbe meglio fare un corso, però comunque si può anche provare a farlo da soli. E questa io l'ho fatta come seconda o terza, non mi ricordo, però potrebbe benissimo essere la vostra prima ferrata, perché è appoggiata e non ha particolari difficoltà, secondo me. Comunque probabilmente, anzi sicuramente non era lo Zermula quello che vi ho detto, perché bisogna aggirarlo. Tina, cos'è? Federico, non sai niente. Guarda che sei clippata. Puoi dirlo anche da lì, si sente. Federico, non sai niente. Scusi, mi scusi, sa? Aspettavo lei che mi dicesse le varie info sul percorso. Ah no, sono sempre io che pianifico. Con il suo berretto di merda. Oh! Brutto proprio. Quasi come te. Dio, è il berretto giallo solito. Vabbè. Sarà bello il mio. Sarà bello il tuo. Che è solo un pezzo di berretto, cioè dove hai lasciato l'altro? I Coco Pops. Che animale è? È un... Che è un buraco. Penso sia un camoscio, un capriolo, una roba del genere comunque, perché le dita così, vedi? Là. One eternity later. Eccoci, ferrata Amici della Montagna. Amici, E questo pezzo che è selettivo. sto cercando di ripigliarmi le dita.
Mi ricordavo la discesa. Guarda qua. Ecco, ci sono tanti punti dove bisogna sganciarsi, però insomma, alla fine è abbastanza tranquillo. Qua, Quanta neve, oi. sì. Questo no. Qua. Devo in considerazione. Ci siamo. Che cazzo, non so. Già. Dai che ci siamo quasi. Infatti ho detto. No, era una merda. Una sofferenza infinita. Eccoci. Che bellezza. Guarda le aquile. E i grifoni. Sono i grifoni. Mamma mia. Quelle merda. Non so cosa vedete voi dalla GoPro perché è grandangolo, però che bellezza. Buon, ferrata finita. Cioè, guardate che robe. Condizioni perfette, quella nebbiolina blu che si vede bassa, le cime sopra, mamma mia. Poi da dietro vedremo, secondo me, anche il mar di nuvole. Eccoci, cima Monte Zermula, 2150 metri, così dice il. Oggi vi faccio qua la recensione della ferrata, così abbiamo un bel panorama dietro. L'avevo già fatto una volta ed è tranquilla, oggi un po' meno tranquilla perché era ghiacciata in certi punti. Ha due punti secondo me che sono abbastanza fisici. Il primo proprio, appena iniziata, e verso la metà, che c'è un canalone dove bisogna tirarsi su un po' perché la roccia è bella liscia. Poi per il resto è appoggiata, carina, molto bella. Boh, adesso scendiamo, io intanto mi mangio un paninetto minuscolo, rubato a Martina, sì. Ma non lo mangiava lei? Cosa sì, cioè. Ah, lo mangiavi? No, che non lo mangiavi, dai. Adesso sentiero delle creste, si chiama una roba del genere. No, scherzavo, c'è scritto lì. Percorso in cresta, via delle trincee.
bellissimo dente che vedete lì, lo Zuc della Guardia. Molto bello perché c'è una ferratina che ti porta fino in cima, e che abbiamo fatto in estate, saranno 3 anni fa, penso, 2-3. È cortissima, saranno 10 minuti, 15, verticale abbastanza, però bella. E poi anche per scendere c'è un cavetto. Oggi però non lo faremo perché dobbiamo andare via, siamo un po' tardi, e quindi magari ve lo porto in un altro video. Bon, qualche info sulla camminata adesso che siamo tranquilli. Allora, noi, la ferrata, come vi ho già detto, è facilina, a parte oggi che c'era neve e ghiaccio. Noi ci abbiamo messo, non so, più o meno un'oretta a farla, un'ora di avvicinamento, un'ora di ferrata e poi discesa per la normale, tranquilla, niente di speciale. Totale sono 6,50 di dislivello, più o meno, e 5-6 km. Se volete allungarla potete fare appunto lo Zuc della Guardia, che anche quella è molto carina, corta, e poi scendete direttamente e tornate proprio qua, in questo punto, proprio qua. Il monte lì non so se lo vedete adesso, però vabbè, scendete qui e dritti giù. Quindi tutto sommato bello, giro tranquillo. Faticoso perché la ferrata è sempre più faticosa che camminare, però dai, adesso scendiamo, ci vediamo sotto. Eccola là in fondo, vedo la mia macchina. Quindi vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Lasciate un like e un hype, anche se non ho ben capito se potete farlo, però ve lo dico lo stesso. Non importa, iscrivetevi e ci vediamo in un prossimo video che non so dove sarà, perché adesso tra la neve e tutto, neve, influenza, eccetera, chissà quando andremo di nuovo, magari anche la prossima settimana, chi lo sa, staremo a vedere. Bene, ciao ciao!